Allora, Piero Preti, artista nuorese doc, affermato tenore lirico internazionale, reduce da numerosi successi nel mondo, è tornato nella sua Nuoro, a cui è molto affezionato e molto legato, per un breve periodo di riposo. Piero, quali sono stati gli ultimi impegni che hai svolto recentemente? Guarda, arrivo dal Teatro Regio di Torino dove ho fatto La Donna Serpenti di Casella e subito dopo, sempre con lo stesso teatro, stesso direttore, La Lucia di Lammermoor, dove ho cantato con Jessica Pratt e Diana Damrau, con la quale poi siamo andati a fare una tournée a Parigi e in Germania, dove abbiamo eseguito la Lucia in forma di concerto. Perfetto. E nel frattempo sono andato anche a salvare una recita, la prima a Monaco di una Lucia, perché si era ammalato il tenore. Dopodiché sono andato un po' in vacanza e sono arrivato qua. Perfetto. Piero, sei ritenuto un duca di Mantova perfetto. Sembra un ruolo fatto su misura per te, permettimi. Quali altri ruoli ti preferisci o che ti sono congeniali? Guarda, Duca di Mantova è sì, sicuramente uno dei miei ruoli preferiti. Io sono un tenore lirico, quindi tutto ciò che è in quest'ambito di questa vocalità e di questo tipo di espressione è quello che mi è più vicino. Comunque un altro ruolo al quale sono molto legato e faccio spesso è proprio Edgardo della Lucia di Lammermoor. Perfetto, Devo dirti la verità, forse ancora più del Duca. addirittura. Senti, recentemente ti abbiamo ascoltato nella Donna Serpente di Casella. Sì. Ti stai inserendo in un nuovo repertorio o è stata una singola esperienza? Guarda, è stato un progetto che mi ha proposto il maestro Noseda forse un anno fa. È stata una bella sfida, intanto perché lui ha fatto una ricerca proprio su questo musicista torinese che è appunto Casella e forse è l'unica opera che lui ha veramente scritto, anche se lui non è che amasse proprio l'opera, è stato un grande compositore di musica sinfonica, bellissima tra l'altro. Ti consiglio Sì. di ascoltare le sinfonie di Casella, sono veramente musica fantastica. E quindi Noseda mi ha proposto questa cosa l'ho studiata, è stata molto difficile, è una musica di totale sperimentazione, dove si allontana da molti canoni, dove è in mezzo al verismo ma non c'è il verismo, esatto. c'è il romanticismo ma non c'è il romanticismo, insomma è veramente una bella sperimentazione, ma è stata una bella sfida e un grande divertimento. Perfetto. Ascolta, una domanda che si fanno in molti. Recentemente stiamo assistendo a delle rappresentazioni operistiche dove i registi stravolgono quasi completamente le ambientazioni e i costumi delle opere. Come vedi queste operazioni? Sai, io come tanti siamo legati comunque a un'immagine, a un gusto. L'italiano è abituato a vedere anche Certo, l'ambientazione per è cui vero. l'autore l'ha scritta. E sicuramente una rappresentazione classica e tradizionale fa sempre piacere, Beh, soprattutto quando è fatto bene. C'è un motivo anche perché alcuni spettacoli di Zeffirelli vanno in giro per il mondo da 30-40 anni, forse anche più. È anche vero che comunque se non si accetta il fatto che ci sia un'evoluzione, quindi questo cambiamento ci tutto si vuole ferma. praticamente. Ci vuole, però bisognerebbe comunque tener conto sempre degli aspetti tecnici e degli aspetti pratici dell'opera, Ho capito. Quindi spesso troviamo dei registi o degli scenografi che non tengono Lo conto né dell'acustica. lo spettatore come le accoglie queste cose qui? A volte bene, a volte restio, male. poi le accetta col tempo, magari si abitua, perché sinceramente vedere un palazzo del Duca di Mantova scendere una gabbia dall'alto, come è stato il caso di Roma, mi pare. Sì, lo rifarò penso a dicembre. Ho capito, quindi insomma ho scritto qualcosa. Lo rifarò. Guarda, ci sono anche delle situazioni. Lì per esempio ha lavorato Leo Muscato, è un regista, un amico. Il problema è che a volte hai a che fare anche con un budget inesistente, per cui ti devi inventare delle cose, altrimenti l'alternativa è non farlo. Ho capito. A volte ci sono un sacco di soldi e comunque fanno delle cose che veramente sarebbe meglio evitare, quindi sai, il buon gusto credo che sia quello che dovrebbe essere di guida. E come sono i rapporti con i registi? Nel caso tuo, naturalmente. Guarda, è proprio, per esempio, Si collabora, ci si adatta, sì, o si succube di no, quello che dice, ci si sai, dialoga. a volte puoi arrivare anche, non voglio esagerare, ma ti dico
anche alla rottura. A un certo punto puoi arrivare anche a un punto, visto che devi stare te sul palcoscenico, interpretare quel ruolo. Mi è capitato di dire: senti, forse hai trovato, ti serve un altro cantante, hai bisogno di un'altra persona. Non ti sei adattato. Questo può succedere raramente, non è che la prassi. In genere si collabora, si parla, si dice quali sono le esigenze dell'uno e dell'altro e si trova una soluzione. E con i direttori d'orchestra? Medesima cosa. Stessa cosa. Medesima cosa. Puoi trovare. Ci sono alcuni che sono assolutamente molto rigidi, è molto difficile farli trovare, insomma, una maniera di comunicazione, fargli capire che non tutti i cantanti sono uguali, perché magari anche loro hanno un'idea estetica di quella cosa là e la adattarsi anche al materiale umano che certo, c'è a disposizione. Assolutamente. Scusa, gli italiani aspettano di solito il famoso acuto nelle opere, aspettano solo quello, aspettano al varco. Questo acuto a volte c'è scritto, a volte in certe opere, a volte è a piacere, a volte lascia l'interpretazione al cantante, insomma, di fare quello che vuole, quello che può. Succede anche a te spesso questo? Ti impongono di uscire fuori dall'originale scritto dall'autore? Può succedere. Io credo che ormai il pubblico, comunque l'appassionato, chi ascolta la musica non può fermarsi soltanto all'acuto e veramente alla ciliegina sulla torta. Sì. Quando poi un compositore ha scritto frasi, ha scritto musica, ha scritto teatro, poi l'acuto può anche venire, l'acuto è un salto mortale, sì. Ti può venire bene, può anche venirti male, quindi cosa fai? Hai cantato tre atti di opera bellissima, ti sei emozionato, hai fatto musica con gli altri, poi sbagli l'acuto e cosa fai? Butti tutto, non è possibile, non è possibile. Poi comunque è ovvio che ci si aspetta il salto mortale. Se tu vai al circo vuoi vedere il trapezzista che fa il salto mortale. Ti aspettano al varco, è giusto. Certo, ed è giusto anche che gli italiani siano fatti così, vogliamo quel momento di... Ma non solo gli italiani, soprattutto all'estero. Guarda, la tradizione italiana è molto più richiesta all'estero di quanto tu possa immaginare, anche nelle sue brutture. I giapponesi forse ne sanno più di noi adesso in preparazione. Diciamo che nel caso specifico loro è un popolo che si documenta moltissimo, è una grande passione per quello che è la nostra opera. Non hanno la tradizione, però ci stanno arrivando col tempo, perché non hanno la cultura nostra, giustamente. Sì, ma hanno un grande appetito di una queste grande cose voglia qua, quindi ormai con l'avvento di internet e chi ha la possibilità di viaggiare, perché io ne incontro tantissimi, sono veramente dei grandi consumatori di opera e di video, di audio, e girano veramente il mondo inseguendo l'opera e se la portano anche a casa perché comunque producono grandi spettacoli. Solo per finire l'acuto, ci sono alcuni acuti che molti sono diventati tradizione, molti non sono scritti, ma alcuni per esempio sono stati in qualche maniera accettati dall'autore che magari poi non ha avuto il tempo di modificare la parte, però si è tramandato questa accettazione. Sì. Senti, quante opere hai tu in repertorio? Non so, saranno una ventina. Sì. Ascolta, gli impegni che ti aspettano adesso quali sono? Adesso andrò a Torino a fare una Butterfly in forma semiscenica, è una manifestazione che il teatro fa ormai da un po' di anni, si fa in Piazza San Carlo, è all'aperto, è assolutamente pubblica, non c'è il biglietto. E dopo andrò a Macerata e riprendo il Trovatore. Sarà il 31 luglio la prima e poi ci sono repliche il 6 e il 13. Bene. Dopo riposo ancora un pochino, spero di andare al mare e si riprende a settembre. Quando possiamo sentire Piero Preti al Nuoro? Ci sono delle previsioni, ma in un concerto completo, non lo so. Non in un'opera, perché penso che il Nuoro non sia pronta per allestire opere. Ma forse non c'è da chi dipende, una struttura adatta. Dipende da chi ti chiamerà eventualmente. Ma guarda, ovviamente non è assolutamente impossibile, va programmato, organizzato e si può fare come in qualsiasi parte si fanno i concerti. Va bene, diremo che abbiamo fatto, grazie. Grazie, un saluto.